È patrocinato dal Comune di Chioggia e dalla Regione Veneto lo spettacolo che giungerà all'Auditorium San Nicolò dal titolo Il Piccolo Principe, Viaggio tra i pianeti, una rivisitazione proposta dal Teatro Umbro dei Burattini della storia senza tempo di Antoine de Saint-Exupéry. Lo spettacolo, che ha avuto un notevole successo nelle tournée che sono state tenute lungo l'Italia, intende mostrare ai più piccoli il valore dell'amicizia e del rispetto per l'altro, i principi dell'inclusione, e ai più grandi la capacità di ritrovare il bambino nascosto in ognuno di noi. Lo spettacolo, in chiave moderna tra canzoni e dialoghi della durata di 75 minuti, lancia un messaggio contro il bullismo, spingendo all'integrazione sociale. La storia non ha tempo, letta da generazioni, raccontata con burattini di legno di grandi dimensioni e dipinti a mano, riesce ad emozionare e a divertire. La compagnia che giunge a Chioggia, al Teatro Umbro dei Burattini, ha nel suo book migliaia di spettacoli messi in scena lungo tutta l'Italia. 2 le giornate in cui si potrà assistere agli spettacoli all'Auditorium San Nicolò di Chioggia: venerdì 22 novembre e sabato 23. Venerdì alle ore 17:30 unico spettacolo, sabato doppio spettacolo alle 15 e alle 17:30.